momento non si parte con ritmi altissimi, invece sì, perché cambia tutto Matteo Spagnolo. L'energia e le motivazioni erano la strada per Cremona per provare oggi a trovare una vittoria insperata contro Venezia. L'energia sta trovando invece buone soluzioni per Cremona e 7 errori fino al momento per gli Oro Granata, con Tonuta che adesso prova ad andare in avvicinamento, assist per Mitchell Watt, ancora lui prova a far galleggiare la sua squadra. Ora una grande giocata difensiva di McNeese che è entrato molto concentrato. Spagnolo gira attorno a Sanders, in controtempo si appoggia al vetro. Che partita Pinguini Spagnolo da Ecodas. McNeese difende bene su di lui, si gira allora il pallone, arriva in angolo da Bramos che avrà anche grossi problemi a quel gomito. 5 con questo da parte di Sanders. Mamma mia Peppiniello, che alzata, ancora una volta troppo semplice. La palla la cattura Tonut, Venezia già dall'altra parte, ci riprova ancora Sanders, 8 punti in un minuto. Conquista questo rimbalzo, poi prova a correre in transizione per trovare impreparata la difesa di Venezia. In linea di massima direi che ci riesce. Momento positivissimo l'ex Toronto Raptors, 12 punti e 5 rimbalzi. Watt pescato dal pocket pass di Tonut. Theodore ci prova da 3 punti e muove la retina. Bravo Theodore. Adesso Theodore arriva da dietro, non se ne accorge Spagnolo, gli strappa il pallone e poi Bramos sopra il ferro con la schiacciata. Mentre Harris vede ancora il taglio di McNeese, stavolta vuole andare lui, si porta a casa il ferro del Palaradi. Stacca Sanders, finta il passaggio schiacciato a terra, poi invece alza la parabola, il ferro gli è amico, guarda che rimbalza lì 4 volte, poi entra nella retina, che è ripartita da 24 secondo il tavolo. Buono, liberato sul perimetro, si alza e spara, scrivete 3. Capisce tutto Tonut qua sul passaggio di Pecchia, si lancia dall'altra parte, ancora canestro di Tonut che non molla, meno 4. Buono, ci dovrà provare sulla sirena, la palla esce dalle mani in tempo e il ferro la coglie, coniglione dal cilindrone. Theodore sceglie il blocco di Watt a cui poi restituisce il pallone, Watt con la testa al ferro per trovare la schiacciata del meno 5. Vince la Vanoli Cremona 85-82, prosegue il momento nero di Venezia che trova la terza sconfitta consecutiva.